Buonasera e benvenuti al Pala BFC per questa seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B femminile di pallacanestro. Questa sera qui a Conegliano, sistema rosa pallacanestro, andiamo alla presentazione delle squadre. Con il numero 4 Francesca Marchioni, numero 5 Giorgia Zoffi, 7 Viola Lessing, 8 Giorgia Piccinini, 10 il capitano Ilaria Bomben, 11 Giulia Anese, 13 Giorgia Rizzotti, 15 Sara Colombi, 18 Sekinat Oleyede. Capo allenatore Domenico Fantin, primo assistente Margherita Arba, secondo assistente Andrea Garbin, accompagnatore Gianluca Bomben. E per il basket femminile Conegliano, con il numero 5 Silvia Marcon, numero 7 il capitano Claudia Amabiglia, 8 Elena Lazzari, 9 Rossana Boccalato, 10 Sara Malbascia, 12 Serena Marton, 15 Giulia Vettori, 16 Giorgia Zanardo, 18 Marta Maschietto, 23 Livia Torazza, 24 Marta Sponchiado, 40 Veronica Antonello, capo allenatore Angelo Minincleri, primo assistente Marco Finco, secondo assistente Ugo Bazzo, accompagnatore Stefano Arvedi. Arbitri della partita signori Matteo Favaro e Nicolò Zentilin. Prima della partita il nostro direttore sportivo Stefano Arvedi premierà le nostre ex di turno, l'ex capitano Francesca Marchioni e Sara Colombi. Verranno premiate con una bottiglia di spumante DOCC, Bazzo Wine ovviamente. Niente? Due giocatrici che ovviamente hanno dato tantissimo a questa società e che decidiamo di ringraziare con questo pensiero. E prima dell'inizio della partita salutiamo anche gli ospiti del piccolo rifugio di Vittorio Veneto che sono qui a vedere la partita con noi e facciamo loro un applauso ovviamente.
gennaio 2026 per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B per il Girone Veneto. Oggi a Conegliano arriva un derby perché qui di Pordenone, una partita semplicissima, una squadra quella di Pordenone dotata di giovani talenti guidate da due veterane che guarda caso erano proprio nostre ex giocatrici, ovvero Sara K e soprattutto l'ex capitano del difensivo Francesca Marchione. D'altra parte il Conegliano che medici una striscia positiva di risultati, cercherà di fare il tutto per confermare questo andamento, però oggi si trova davanti alla squadra agguerritissima che all'andata ci ha messo in grande difficoltà, è stata la prima sconfitta stagionale. Sì, infatti partiamo da quella sconfitta maturata alla seconda giornata in quel di Pordenone contro una squadra che ha giocato molto molto bene, ha gestito benissimo la sua difesa zona, ha lavorato molto bene sulle nostre giocatrici, contro i nostri attacchi e quindi ha vinto meritatamente la seconda partita in casa. E ovviamente ancora un derby, abbiamo iniziato con il derby a Istrana la scorsa settimana dove abbiamo comunque vinto ma faticando non poco e ancora un derby contro le ragazze di Pordenone, un derby con all'interno un altro derby perché ci sono ben due ex del calibro della ex capitana Francesca Marchioni e di Sara Colombi, quindi una partita assolutamente sentita. È proprio anche per questi motivi una partita dal pronostico molto ma molto difficile, come abbiamo visto all'andata. Conegliano, seconda classifica, scusate, che cerca di mantenere la posizione ovviamente tra le prime due che passeranno ai playoff. Conegliano e Pordenone che cerca di uscire dalla zona playout, in questo momento è a 10 punti e la zona salvezza è a 14. Parte subito aggressiva Pordenone con quella penetrazione di Messi che è stata fermata, però poi ha riconquistato il rimbalzo e segnato la gol. Dall'altra parte è lungo il tiro da tre del capitano Claudio Mabiglia e la palla è fuori, rimessa a favore di Pordenone che appunto è in avanti 2-0 su Conegliano. Sì, subito una notazione tecnica, coach Domenico Fantine, parleremo dopo e diffusamente di lui, si schiera subito a zona 2-3. All'andata Claudia Mabiglia in particolare si era resa protagonista di una prova balistica davvero notevole con 7 canestri segnati, però alla fine i 40 minuti di zona di coach Fantine hanno comunque pagato perché appunto Pordenone ha vinto la partita. Adesso è Oloiede a sbagliare da sotto, ma ancora un imbalzo difensivo ed è Marchioni a non farsi pregare per sparare da 3. È impreciso il suo tiro. Conegliano subito in transizione con Antonello, un side step però completamente fuori misura il tiro, si lotta a rimbalzo con la solita Serena Martoni. Serena Martoni strappa le mani proprio dall'ex compagna e amica per tante avventure Francesca Marchioni, la rimessa in attacco è per Claudia Mabiglia, adesso proverà subito a liberare Serena Martoni. E quindi due pari, 8:37 alla fine del primo quarto e le due squadre che si stanno studiando. Esce per il tiro Marchioni, poi andiamo a chiudere la ricezione, la costringiamo a ricevere fuori dalla sua piastrella. Dall'altra parte Oloiede va a forzare un po' la penetrazione, gli arbitri dicono che va tutto bene, Oloiede sta padroneggiando a rimbalzo in attacco e Marchioni va a bucare subito la retina con una bomba da 3 punti. Conosce molto bene questi canestri Francesca, ci ha fatto vedere. Claudia Mabiglia chiede di mettere un po' a posto, vedete schierate ovviamente a zona le ragazze di coach Fantine e Amabiglia va subito a cercare di scardinare il fortino naoniano. Anche se ha avuto meno tempo a disposizione comunque, anche Claudia Mabiglia ha avuto modo di conoscere bene questi canestri. Ottimo tiro da 3. Comunque sono azioni molto intelligente di BFC che è riuscita a liberare con un ottimo tiro aperto il proprio capitano. Dall'altra parte grande lotta sotto canestro con Conegliano che si trova comunque a dover gestire un mismatch fisico importante, Fabio, perché
già all'andata la numero 18 di Pordenone è stata veramente una giocatrice che ha saputo fare la differenza. Beh, lei è alta perché credo che sia più di 1,80 m. Intanto abbiamo Zoffi che va a segnare anche lei, da 2 forse perché va a chiudere sulla linea, e poi Marton che va a buttarsi in mezzo alla difesa, però la difesa si chiude molto bene. Serena non è fortunata in questa conclusione. Dicevamo Oloyede sia a livello di altezza che di atleticità è molto ma molto pericolosa dentro l'area, infatti abbiamo visto che va sempre a rimbalzo in attacco e molto spesso lo prende. Aveva toccato anche questa. Dall'altra parte è Veronica Antonello che cerca la penetrazione, poi riapre per Amabiglia, Boccalato che sbaglia, e questa può essere una chiave della partita. Pordenone fin da subito ci sta sfidando al tiro da fuori e non permette al contrario penetrazioni o rimbalzi in attacco. Allora in questi casi Fabri, qual è la strategia migliore per uscire dalle difficoltà che la difesa zona sta creando? In realtà guarda, sicuramente bisogna riuscire a segnare anche da fuori, ma per fare veramente male una difesa di questo tipo devi riuscire a mettere la palla dentro o a giocatrici che giocano dentro l'area o in penetrazione e poi eventualmente riaprire anche per un tiro da fuori, ma dopo aver fatto chiudere la difesa in modo da creare situazioni di falli oppure di rimbalzi in attacco, perché sul successivo tiro la difesa non è più schierata. D'altra parte Antonello sta facendo un'altra cosa indispensabile per attaccare difese di questo tipo, cioè non attaccarle, cioè non dare il tempo di schierarsi, ma giocare in contropiede prima che la difesa si schieri. Ha fatto anche una cosa anomala Fabri, perché un tiro rovesciato a duplice mano non l'avevo ancora mai visto. Beh, ma Veronica ci sta abituando a vedere cose che noi umani non avevamo ancora visto, in effetti, perché è una giocatrice davvero talentuosa e che fa cose che difficilmente si vedono sui campi della Serie B. Dall'altra parte ancora Zoffi, ancora pericolosissima, ancora Bersaglio, giocatrice del 2009, anche lei un sacco di finali nazionali, anche lei scudetto 3 contro 3 Under 16 2025. Boccalato dai 3 punti e lungo il suo tiro, e Marchioni in contropiede si arresta molto bene, come insegna coach Peterson, sulla linea della lunetta, e poi scarica per un passaggio un po' troppo lungo. C'è stato un misunderstanding, come direbbe coach Peterson. Sempre coach Peterson, in effetti, perché l'idea era buona, l'esecuzione non altrettanto, ecco. Ma comunque Pordenone è avanti 9-7, sta esprimendo un gioco che appunto sta mettendo in difficoltà Conegliano, con una tattica che è stata chiaramente preparata molto bene nel momento in cui questa partita è stata preparata dallo staff tecnico del Pordenone. Dall'altra parte Conegliano che cerca di spingere sulla tavoletta dell'acceleratore, e Marton va a prendersi un fallo in penetrazione, e credo Fabri che si vada in lunetta in questo caso. Sì, stava tirando, quindi sono 2 tiri liberi, ma vedi, anche questa è una chiave per attaccare, nonostante poi Serena in questi casi sia andata dentro la difesa che era molto chiusa, però in qualche modo bisogna costringere la difesa a fare dei falli, eventualmente su queste penetrazioni o prendere un fallo o scaricare fuori. A quel punto ci sta anche il tiro da 3. E volevo aggiungere che ci siamo dimenticati di un'altra ex molto importante, che è Elena Lazzari, che invece l'anno scorso giocava a Pordenone in doppio tesseramento con NPT e quest'anno gioca a Conegliano. Tra l'altro si è resa protagonista di una partita veramente eccellente sabato scorso a Istrana, dove è entrata e con 3 bombe ha spaccato davvero in 2 la partita. Dall'altra parte è la difesa di Pordenone che spacca un po' le geometrie dell'attacco coneglianese recuperando la palla. Ancora Zoffi, adesso arresto e tiro in lunetta. È caldissima la giovane giocatrice di coach Fantin. Sono 8 punti per lei a referto in soli 5 minuti, quindi sicuramente un impatto devastante in questa partita. Se continuasse così dovrebbe finire a più di 30 punti sul tabellino, quindi sicuramente un inizio devastante da parte di questa giocatrice, ma in generale Pordenone riesce a correre molto bene
E direi che Zoffi è on fire. Sì. È a Zoffi is on 11 fire. punti su 16 della sua squadra a metà del primo quarto. Sì, è probabilmente con un 100% Fabri di percentuali. Dall'altra parte ci pensa Marton a rimetterci un po' in carreggiata, perché ridendo e scherzando eravamo scivolati a -7, adesso è -4, Pordenone che ha la palla in mano e un po' il pallino del gioco, perché sta veramente mettendo in difficoltà Conegliano. Sì, Conegliano ha subito un po' questa, anche psicologicamente, questa difesa. Adesso un po' come a Istrana l'altra settimana, le avversarie sono veramente ispirate da oltre l'arco, stanno segnando tutto. E 19-12 a 3:46 nella prima frazione, è un passaggio a due mani mal consigliato da Silvia Marcon per Malbascia. Purtroppo c'era tanto traffico, lì c'era una giungla di mani e la palla di Silvia Marcon non è riuscita a passare. Intanto salutiamo con grande piacere il rientro in campo dopo più di qualche mese Fabri di Giulia Vettori. Sì, è di nuovo in campo Giulia Vettori, che direi che è una prova di passione e di caparbietà. Dopo 3 infortuni comunque ha fatto 3 riabilitazioni ed è di nuovo qui, di nuovo dopo tanti mesi, di nuovo in campo, e questo è un momento direi comunque anche molto emozionante per noi che la seguiamo, perché è davvero un'ottima ragazza, una ragazza che ha una volontà incredibile, quindi un esempio anche per le nostre ragazze più giovani. Tanto Conegliano riesce ad andare in contropiede, buono lo scarico per Malbagia e proprio poi Vettori dai 3 punti è lungo il suo tiro. Però direi che è entrata in partita senza nessuna paura, senza nessuna esitazione, come ci piace. Un'altra cosa che ci piace Fabri è vedere che comunque sugli spalti c'è una curva ultras formata da Daidone Ostan Tronchin, quindi sì, veramente una curva importante, che così è come diventata una fossa dei leoni, perché soprattutto la presenza di Daidone moltiplica, diciamo, le voci sulle tribune. Conegliano sta cercando di contestare in maniera importante le azioni di Pordenone, quindi nelle ultime azioni c'è veramente stata una selva di intercetti da parte di Conegliano, che probabilmente deve interpretare così la partita. Intanto grandissima finta qui di scarico di Claudia Mabiglia, che poi va a prendersi la via del canestro. Adesso Giorgia Magic Zanardo che va a riprendere questa palla, adesso palla su Vettori, Vettori chiama il gioco ancora fuori dai 6:25, Vettori, Malbascia di nuovo a Mabiglia, ancora dai 3 punti, e coach Fantin è costretto a chiamare time out, perché Conegliano dopo un inizio un po', diciamo, titubante ha preso un po' le misure di questa difesa, ma siamo sicuri che coach Fantin saprà disegnare sulla sua lavagnetta la strategia giusta per intrappolare di nuovo gli attacchi coneglianesi. Allora Fabri, visto che l'abbiamo guardato prima della partita, raccontaci un po' chi è coach Fantin. Allora, come ti dicevo oggi, il termine leggenda è un po' abusato ultimamente, però Domenico Fantin è veramente un grossissimo personaggio della pallacanestro italiana, soprattutto come giocatore a Pordenone, quando giovanissimo esordisce in Serie B e contribuisce a portare addirittura la squadra in A2 nel 78 con sponsor Mobil 4, poi Oece, e poi qualche anno dopo, nell'81, viene ingaggiato addirittura dalla Virtus Bologna, dall'avvocato Porelli, che vede molto lungo e vede in lui del talento, tutto il talento che poi ha dimostrato. Quindi qualcosa come 7 stagioni in Serie A a Bologna, dove tra l'altro vince lo scudetto della Stella, il 10° scudetto della Virtus, e potete immaginare cosa possa essere stato vincere il 10° scudetto con la Virtus, andando a vincere una gara a 3 a Milano contro l'Olimpia di D'Antoni e Peterson, e quindi poi tornare a Bologna con lo scudetto sulle maglie e festeggiare, dice Domenico, per qualcosa come una settimana ininterrottamente. Allora ragazzi, io intanto rassicuro il pubblico da casa che non c'è il gobbo che passa le informazioni, tutto questo è puro know-how
di Fabrizio Torazza. Purtroppo ero già grande in quegli anni, quindi ho seguito le vicende di Domenico da giocatore, e quando poi ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, perché abbiamo lavorato assieme come allenatori alla Ruker, vi posso confermare che oltre a essere stato un grandissimo giocatore, essere un grandissimo allenatore, è anche una bellissima persona, quindi mi lega a lui anche diciamo un'amicizia, se posso permettermi, quindi ne parlo in questi termini anche per questo, ecco. Intanto Pordenone trova una conclusione dall'arco dei 6,25, tanto per cambiare, e si riporta sul più 5, 22 punti segnati in questo quarto, una media importante, Fabri. Ma questa qui è una squadra, appunto, come dicevi giustamente tu, con due giocatrici più esperte come Francesca Marchioni e Sara Colombi, ma poi con tutta una serie di giocatrici che vanno dalle annate 2008, 2009, 2010, che in pratica ha fatto tutte le finali nazionali di categorie giovanili, comprese le ultime finali nazionali under 17, e alcune di loro sono campionesse italiane, appunto 3 contro 3, e quindi è una squadra ricchissima di talento, perché a Pordenone appunto si lavora tantissimo, ma soprattutto benissimo sul settore giovanile, e che poi appunto coach Fantin, che le ha allenate negli ultimi anni portandole a fare queste finali nazionali, facendole crescere, riesce a mettere in campo in un campionato di Serie B, dove invece trovano squadre di fronte molto più esperte, quindi grande merito alle ragazze, grande merito allo staff tecnico, che tra l'altro, oltre a essere composto oltre che da Domenico Fantin, anche da Andrea Garbin, che è un altro allenatore molto esperto e molto competente. E Fabri, devo dire che a vedere questa partita sembrano ben pochi i 10 punti che hanno, perché hanno espresso un gioco veramente molto interessante, sia nella partita d'andata che in questa appunto di ritorno, per quello che stiamo potendo vedere. È un gioco caratterizzato da grande dinamicità, ma anche intelligenza tattica. Sì, vedete come una 2008 come Rizzotti torna in difesa e vada a rubare la palla da dietro a niente po' di meno che a Claudia Amabiglia. Vuol dire comunque avere una capacità di lettura e di muoversi in campo di un certo tipo. Adesso è proprio Amabiglia che tira, ma il suo tiro è lungo, e quindi sempre meno 7 Conegliano, 24-17 a 47 secondi dalla fine della prima frazione, con la Rizzotti con la palla, Piccinini che scarica proprio per Colombi lungo il suo tiro, ma Oloiede onnipresente al rimbalzo. Adesso Rizzotti dei 3 punti, sbaglia anche lei, Marton con la palla che cerca di lanciare sul logo Giorgia Zanardo. No, il lancio è un po' fuori misura, mentre la misura la trovano sempre giusta gli amici che ci seguono da casa, quindi io, Luisa Ancheno e il nostro grande inossidabile Gianni Boccalato, il nostro ascoltatore numero 1. Li salutiamo tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ricordiamo che per voi oggi ci sono anche dei contenuti importanti, non solo durante la partita ma anche durante gli intervalli. Oggi abbiamo presentazione di ben 2 libri e anche una grande sorpresa: sono venuti a trovarci gli ospiti del Piccolo Rifugio, che è un'associazione di volontariato che si occupa di disabilità, e quindi per noi è un giorno importante sia a livello sportivo sia a livello sociale, come stiamo cercando di colorare ogni sabato sportivo qui al Pala BFC, per ricordarvi insomma che siamo qui per stare insieme, per goderci uno spettacolo sportivo, ma anche per andare a scavare un po' in dei valori che ci rendono più giustizia al fatto di essere una associazione sportiva che si occupa del benessere delle atlete e non solo del loro aspetto sportivo. Bene, sul canestro di tabella sulla sirena di Sara Colombi direi di lasciare la linea ai nostri sponsor. Ci risentiamo fra circa un minuto.
Riprendiamo la linea qui quasi alla fine del primo periodo, un primo periodo di questa seconda partita del girone di ritorno del campionato di Serie B femminile. Pordenone è venuta qui a Conegliano per spaccare fuori tutto, ha fatto 26 punti Fabri nel primo quarto, una percentuale incredibile in termini di precisione, ma anche un grandissimo atteggiamento sia come intensità di gioco che come attenzione difensiva, e sono riuscite veramente a scavare un divario importante. Sono già 9 i punti di distanza da Conegliano. Sì, sono partite ispiratissime al tiro le ragazze pordenonesi. Forse Conegliano parte un po' molle in difesa in questo scorcio di campionato, bisogna registrare un po' questa cosa. Adesso ancora abbiamo Piccinini che va a bucare la difesa coneglianese per il più 11. Coach Minincleri non è molto contento, ma non lo sarei neanche io al suo posto. Adesso palla dentro a Maschietto che usa benissimo il perno, poi scarica per Marton. Fortunatamente c'è il rimbalzo in attacco di Zanardo e ancora più fortunatamente ci pensa Veronica Antonello a insaccare dai 3 punti per il 28-20. Adesso però bisogna sistemare un po' le cose in difesa. Ora Piccinini scarica bene per Colombi dai 3 punti, anche Colombi da 2 Fabri il tiro, comunque ottimo tiro dai 7 metri e quindi 30-20, 8,50 alla fine, rinuncia al tiro Veronica Antonello, prova uno step back, non aveva controllato bene il palleggio e abbiamo Colombi virata, chiude il palleggio, Bomben, marcata addirittura da Marta Maschietto, le tira in faccia, Maschietto a rimbalzo e adesso veramente una palla gestita in maniera molto discutibile da parte di Marton, che si arresta a metà campo e poi la passa di nuovo sul logo. Esce Magic Zanardo, entra Torazza. Ha chiuso il palleggio troppo presto, sì. Serena Marton. Assolutamente, davanti al difensore. Però buono il raddoppio adesso ed è proprio lei, mette le mani sulla palla, è quasi una recuperata. Però ottimo intervento di Serena. Dall'altra parte va a chiudere Maschietto, ma gestisce bene Piccinini. Mentre Conegliano non sta gestendo bene. No. E infatti coach Minincleri ci vuole parlare su 12 punti di differenza, quando Pordenone riesce a trovare dei tiri veramente anche complicati, perché anche in questo caso l'entrata non era per niente banale. Fabri, sono riusciti bene Piccinini, era andata a chiudere bene comunque Maschietto, però c'è da dire che in attacco non stiamo affrettando, stiamo giocando con frenesia contro la loro aggressività difensiva e questo ci porta a commettere diversi errori. Allora, cosa subentra psicologicamente quando sei sotto di 12 al secondo periodo, pur avendo già segnato 20 punti? Questo magari è quello che in questo momento sta creando confusione nella testa delle giocatrici coneglianesi. Devo dire la verità che probabilmente, visto da qua, visto da fuori, dove è sempre più facile giudicare, bisognerebbe semplicemente non perdere la calma, perché prima o poi sicuramente la percentuale di precisione ai tiri della squadra pordenonese non può continuare su queste percentuali, ma d'altro canto insomma è una botta psicologica avere un divario così importante, ti viene voglia di affrettare le azioni per recuperare tempo, ma così si rischia di buttare via palloni e adesso siamo sotto di 12, palla a Pordenone. Ma questo che dici è assolutamente vero, si cerca di recuperare subito e quindi si tende a forzare, in realtà bisogna rendersi conto che la rimonta parte dalla metà campo difensiva, dove bisogna alzare la difesa, essere più aggressivi, e dall'altra parte bisogna probabilmente gestire un po' meglio e con un po' più di serenità. Anche qua un'avventura questo passaggio. Antonello dai 3 punti, però vedi comunque forse in questo momento si poteva gestire un po' di più il gioco, proprio per non dare la possibilità loro di giocare a questi ritmi, perché hanno l'inerzia della gara e come vedi questo è un tiro puramente di ritmo, bisogna spezzare questo ritmo, a rallentarlo anche se magari non è il nostro e magari andare a prendere
dei falli, tirare 2 tiri liberi, spezzare un po' quella che è una fase sicuramente che è favorevole alle nostre avversarie. I nostri avversari che adesso riescono a recuperare l'ennesimo pallone. C'è anche un pelino di sfortuna in questa azione di Conegliano, però si chiama inerzia, Fabri, è fisica Sì, questa, sai, quando la partita ce l'hai in mano ti riesce tutto più facile, quando invece devi recuperare, Quando le tutto cose ti vanno diventa più bene, diciamo complicato. che ti va bene tutto e ti entra tutto, no? Giochi in fiducia, quindi tu devi giocare contro questa situazione qui. Dato Adesso- benissimo qui Livia Torazza che riesce in una situazione complicata in attacco a liberare un tiro oltre a prendersi il fallo. Purtroppo il pallone non entra veramente per poco. Brava Livia qui perché non era per niente facile trovare lo spiraglio del canestro. Rientra Ross Boccalato che è rimasta fuori per parecchio tempo. Sì. Fabri. Però abbiamo bisogno della sua difesa soprattutto, più che dei suoi canestri, della sua difesa, delle sue lunghissime leve. Adesso Torazza non prende neanche il ferro con questo primo tiro libero, un po' di emozione probabilmente. Beh, ci sta per questa giovane atleta che insomma sta iniziando a salire con i minuti in campo nella prima squadra. È un prospetto sicuramente promettente, deve avere fiducia nei suoi mezzi. Intanto K, Ancora Colombi che non ce la ricordavamo proprio così, no? bravissima K qui perché è veramente precisa. Dall'altra parte Marton fa molto bene quello che sa fare. Poteva anche esserci un contatto sancito con un fischio qui, ma non è avvenuto. Dall'altra parte comunque Bomben nella confusione riesce quasi a segnare un tiro miracoloso. Adesso Boccalato riesce a girare per Sponchiado, bel passaggio per Torazza che va a prendersi da sotto. un grande canestro, quindi grandissimo impatto. Ma grande di anche il Livia passaggio in di questa Sponchiado, battuto a terra. partita. Le due giocatrici si conoscono dall'Under 19. Abbastanza bene, diciamo. Adesso Adesso ancora Sponchiado, ancora per Torazza che prende, sbaglia da sotto, forse doveva andare su un po' più sicura, proteggersi. sì, con il proteggersi gomito. meglio perché avrebbe preso il contatto. Però sta in questo momento Olivia sta giocando alla velocità delle pordenonesi e quindi in questo senso probabilmente il suo ingresso ha sicuramente creato difficoltà alle ragazze di Pordenone nel tenerla. Sponchiado da 3. E Sponchiado la mette da 3. E qui per questo diremmo, ma in realtà grande freddezza in un momento di grande difficoltà per il meno 9, che è una sì, soglia anche psicologica. psicologica importante, con un 6-0 firmato da Torazza 2007 e Sponchiado 2006, quindi molto bene la linea verde di Conegliano. Coach Vincleri ha saputo in questo momento giocarsi la carta della frizzantezza, perché ora dobbiamo sicuramente, una volta che abbiamo dato ossigeno anche alle titolari, rientrare con l'idea di difendere in maniera molto aggressiva. Fabri, come dicevi tu, è importante andare a riprendersi questa partita proprio ripartendo dalla difesa. Sì, ma guarda, ti dico, anche partendo dalla partita di sabato scorso, che si era messa più o meno su questi binari, e c'è stata una grande prova di maturità e di consapevolezza da parte della squadra, che ha cominciato a difendere, che ha giocato con lucidità, che è andata a riprendersi poi una partita nel finale. Ecco, devo dire che forse una squadra come Pordenone ha una panchina un po' più lunga e forse ha più autonomia per giocare anche nell'arco dei 40 minuti a certi ritmi, però abbiamo altre armi che sappiamo di poter sfruttare. E la partita di sabato scorso a Istrana ce l'ha raccontata molto bene il nostro collega Fabri, lo salutiamo, non ricordo il nome. Certo, neanch'io, però, anche se ci siamo conosciuti tra l'altro quest'estate, ma lui è davvero bravo e competente. Adesso un contatto che il pubblico se non altro coneglianese vorrebbe fischiato. Era abbastanza evidente, come era evidente il contatto su Ross Boccalato. Ross Boccalato che spara da 3, la palla è fuori, però recuperiamo molto bene, sintomo che siamo entrati in ritmo almeno nella difesa e nei rimbalzi. Però ora è Pordenone con palla in mano, più 9 a 5 minuti alla fine di questo secondo quarto, palla a Marchioni dall'arco del 6-25. Abbiamo rischiato di fare fallo su Marchioni. Sì. E invece in maniera altrettanto astuta è Veronica Antonello che va a guadagnarsi un fallo. In realtà è un modo anche per Pordenone di
interrompere il contropiede. È solo il secondo fallo per le ragazze di coach Fantin. In generale il numero di falli per ogni squadra è molto basso, 4 falli di Pordenone, 2 in questo quarto e 2 nel secondo, 2 nel primo, e per Conegliano situazione simile, solo 3 falli, 0 in questo quarto. Ancora una palla persa purtroppo per Conegliano, ma abbiamo Boccalato che si impegna in difesa, però brava ancora una volta Lessing 2010. Lessing è un'altra giocatrice veramente importante, Fabrizio, per questa squadra, a dispetto della giovane età. Silvia Marcon. Anche lei molto bene a Istrana, meno bene in questa situazione qui. Un'altra palla recuperata da Purtroppo Pordenone. questa sera Silvia non ha trovato la precisione nei passaggi che ha contraddistinto invece le ultime uscite che ha fatto con Conegliano. Pordenone gioca molto bene. Passi evidentissimi, non fischiati davanti agli arbitro. Per il 41-28 però, 13 punti di vantaggio per Pordenone. Marcon con la palla. Adesso addirittura una palla strappata dalle mani di Boccalato da parte di Bomben, che poi finta il tiro, riapre per Zoffi, ispiratissima, sbaglia il tiro, si lotta a rimbalzo, e l'ultima a toccare è Marton, che aveva calpestato la linea. Rientra Amabiglia nella partita e non esce nessuno. No, Livio Torazza fa finta di niente, guarda dall'altra parte. Allora Fabrizio, c'è stato un momento in cui il Pala BFC sembrava abbastanza convinto che ci fosse stata infrazione di passi. Qui un altro canestro da 2 di Pordenone, Fabri, che ti lascia un po'. Oloiede è entrata veramente spostando tutti. Adesso c'è Serena Marton che però non vuole saperne e si improvvisa anche tiratrice da 3. Ne sono già 2 tiri da 3 che Marton ha messo in questa partita. 43 Pordenone, 31 Conegliano. Adesso ancora Lessing che porta a spasso per il campo la squadra coneglianese. Però guarda che comunque giocano davvero bene le nostre avversarie, muovono bene la palla, attaccano, riaprono, scaricano, si muovono negli spazi, niente da dire. Primo fallo Fabri per scusa, aiutami a pronunciare solo Odoiede. Sembra un canto tirolese, ma ok, uno yodel. Esatto. Allora, salutiamo gli amici di Pordenone e ci scuseranno magari se rischiamo di pronunciare in maniera non corretta alcune giocatrici, ma li invitiamo a scriverci in chat, certo, a correggerci, a salutarci, corretta. Insomma. Adesso è Silvia Marcon dai 3 punti, un errore per lei, si lotta a rimbalzo, riesce a tenere la palla in campo, Amabiglia che poi si rovescia sulla transenna e poi rientra, cerca di farsi male anche rientrando. Claudia, sì, per favore. Claudia è troppo giovane per aver visto la pubblicità dell'olio cuore, credo. Assolutamente, noi siamo troppo anziani per vedere scene di questo tipo da parte della nostra capitana. Però ci è piaciuta, stile Old Wild West. Adesso libera molto bene Antonello da 3. Da lontanissimo, un po' di fortuna. Ma gli dei del basket ci vuole. L'aiutano. E di nuovo meno 9. Zona minuti, anche per Conegliano. 2 minuti e 14 per Conegliano per cercare di ridurre il distacco. Adesso è Marton che riesce a prendere palla. Dentro Silvia Marcon sparata che gioca fuori su Amabiglia. Amabiglia ancora Antonello dai 3 punti. Purtroppo esce. Grandissima Marta Maschietto con le unghie, recupera un rimbalzo. E poi Antonello per Marcon dai 3 punti. Ma ancora tiene viva la palla Maschietto, che in questo momento è preziosissima con questi tocchi, con questi interventi. E Amabiglia sbaglia da 3 punti anche lei. Ancora Marton che riapre la palla fuori. Amabiglia sbaglia. E a questo punto Marton dice: ragazze, ho recuperato 80 rimbalzi in attacco, mettetela dentro perché non ce la faccio più. Dopo la palla non è entrata, dall'altra parte invece per Pordenone nemmeno. E adesso è Marton di nuovo che corre. No, su Marcon Antonello per Amabiglia prova
a trovare l'entrata, una aveva finta, provato un gran numero passaggio. che però non è andato neanche in questo caso a buon fine, proprio per una questione anche di inerzia, secondo me, di questo momento della partita. Dall'altra parte Marchioni non sfrutta l'inerzia, lei invece. No, sfortunata qui l'ex capitano di Conegliano, la sua palla danza sul ferro ma esce. Adesso Amabiglia per Marton di nuovo per Amabiglia. Non c'è Amabiglia nessuno chiama il in blocco, mezzo, ci però va giustamente Serena Marton e poi sbaglia il palleggio resta e tiro Marcon, un altro grande rimbalzo da Stiamo parte di Maschietto. un po' litigando col canestro. Gli arbitri poi non fischiano contatto, ma dicono che l'ultima a toccare è una giocatrice in maglia blu. Sì, un fischio un po' così, perché probabilmente Salomonico, diciamo. la palla l'ha buttata fuori proprio Claudia Amabiglia, quindi o Infatti. fischi contatto o è Esatto. palla a Pordenone. Comunque 30 secondi alla fine di questa partita che si sta rivelando molto complicata. È vero che Pordenone ha finito il primo quarto con 25 punti a referto, ha ridotto leggermente il ritmo di tiro in questo secondo quarto, d'altronde era difficile che continuasse su quel ritmo lì. Conegliano non è riuscita però a rifarsi sotto, sono 9 i punti di svantaggio con cui è iniziato il quarto, sono ancora 9 e quindi sicuramente se è salita l'intensità in difesa e se è salita l'intensità a rimbalzo, purtroppo la precisione nel tiro ancora non ci premia. Ma perché comunque Pordenone ha questa difesa organizzata davvero bene, che chiude bene comunque anche sulle nostre tiratrici, concede qualcosa volutamente, quindi ti crea anche psicologicamente una difficoltà, e quindi dal punto di vista dell'attacco è difficile da interpretare. E dall'altra parte giocano molto bene invece, quindi anche la difesa di coach Minincleri fa fatica a contenere il talento ma anche l'ottima organizzazione offensiva delle pordenonesi. Poi c'è da dire che stiamo giocando a ritmi molto alti e non so quanto, contrariamente ad altre situazioni, questa possa essere una cosa che alla fine paga. Però questa è un'opinione così buttata lì, perché siamo molto fiduciosi del fatto che Angelo Minincleri sappia benissimo quello che sta facendo, anzi più che fiduciosi ne siamo certi come sempre. Marton che Maschietto non riesce a trovare la coordinazione per un tiro e adesso è di nuovo Pordenone che può andare fino in fondo con questo possesso. Lessing invece tira ma la palla è ben recuperata da Pordenone. Marchioni da 3 lo mette, d'altronde non potevamo pensare che continuasse esatto. a uscire la palla, il tiro di Marchioni. Un tiro così Francesca lo mette sempre. Dall'altra parte stoppata addirittura Veronica Antonello, d'altra parte stava scadendo il tempo e quindi si va al riposo sul 46-34. Abbiamo concesso ben 46 punti all'attacco pordenonese, che se li andate a prendere tutti è assolutamente, però dobbiamo sicuramente fare qualcosa di più nella metacampo difensiva. Adesso ci sarà una breve pausa e poi vi lascio a Federico Kais che ha una sorpresa per tutti voi. Anzi, aspetta che mi sono...
Allora, buonasera, benvenuti. Siamo qui nella pausa lunga di questa partita con un ospite speciale, perché oggi qui sono venuti a trovarci gli amici del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, che salutiamo. Un grande applauso. BFC ha sostenuto la Little Run, che ha raccolto fondi a favore della vostra associazione, e abbiamo qui Saverio, volontario storico, colonna del Piccolo Rifugio. Raccontami come funziona la vostra associazione e di che cosa si occupa. Sì, buonasera a tutti. Intanto un grande grazie per il vostro invito, per averci appunto accolto qua questa sera. Grazie agli amici comuni, abbiamo Deborah e Alessandro, che quindi artefici della Little Run, ho saputo appunto che l'avevate già presentata in una precedente occasione, e soprattutto voi come società avete partecipato anche alla Little Run, quindi ogni anno si è incrementato il numero di società sportive che partecipano alla marcia del 26 dicembre. E noi come associazione ci interfacciamo così, cerchiamo di... Ok, grazie. Sì, l'associazione è nata, abbiamo festeggiato quest'anno il 30° di attività, è nata proprio per dare la possibilità agli ospiti del Piccolo Rifugio di, così, va tanto di moda l'inclusività adesso, e quindi già da 30 anni cerchiamo di portare avanti queste possibilità di incontro, di partecipare a eventi, soggiorni estivi, qualche weekend, tipo a settembre scorso siamo stati in Cansiglio, sono stati 2 giorni molto belli, abbiamo approfittato delle belle giornate e graziati anche dal tempo. E per la Little Run noi ci adoperiamo per allestire il ristoro all'interno del Piccolo Rifugio, quindi avere anche un'occasione così importante. Anche quest'anno oltre 3.000 persone che sono passate per il Piccolo Rifugio, quindi hanno conosciuto la realtà del Piccolo Rifugio, e quindi fa sempre piacere essere così partecipi del territorio, quindi vivere un cenno al Piccolo Rifugio, se può essere. Sì, raccontaci esattamente cosa fate. Tra l'altro prima ho parlato con alcuni ospiti dell'appartamento che mi raccontavano la vita dell'appartamento con grande entusiasmo. Sì, il Piccolo Rifugio, come piccoli rifugi, sono stati fondati da Lucia Schiavinato di San Donà di Piave, dove si trova anche la sede della fondazione. Le case, le strutture in Italia sono 6, abbiamo appunto San Donà, Vittorio Veneto, Trieste, Verona, Ferentino in provincia di Frosinone, e poi l'ultima aperta una decina di anni fa, Ponte della Priula, dove la struttura non è della fondazione ma viene gestita appunto dal Piccolo Rifugio. A Vittorio Veneto abbiamo 4 distinte realtà, abbiamo 2 comunità alloggio e 2 gruppi appartamento, uno all'interno proprio della struttura e uno all'esterno. Quindi forse anche un obiettivo importante proprio per gli ospiti è quello di raggiungere la maggiore autonomia possibile. Quindi ci sono ragazze che stasera abbiamo la rappresentanza di tutti e 4 la realtà, ragazze che riescono a lavorare, quindi magari fanno una part-time, con le educatrici che le seguono, vanno a fare la spesa, si preparano i pranzi, la cena, quindi un'autonomia che, cioè, l'obiettivo è appunto quello, cercare di portarle il più possibile a vivere inserite nella città di Vittorio Veneto. E per cercare di vivere appunto più inseriti possibile sarete i nostri ospiti ogni volta che lo vorrete, e così potremo spiegare al pubblico che ci segue qui e al pubblico che ci segue da casa come fare per sostenervi. Quindi rimanete collegati. Grazie Saverio, lasciamo il campo che tra poco inizia la partita, e un saluto agli amici del Piccolo Rifugio. Bravi, grazie.
Siamo di nuovo in diretta qui al Pala BFC per il secondo tempo di pallacanestro femminile Conebasket femminile Conegliano contro Sistema Rosa Pordenone. Alla fine dei primi 20 minuti Conegliano deve recuperare 12 punti, 46-34, soprattutto appunto Pordenone, come giustamente dice il nostro primo tifoso Gianni Boccalato, Pordenone ha segnato 46 punti in 20 minuti e la scorsa partita ne ha segnati 43 in tutta la partita, quindi bisogna... Li ha tenuti proprio da parte per noi. Vabbè. E parte subito bene la capitana Amabiglia con una bomba da 3 punti che ci riporta sotto di 9 punti. Allora Fabri, io devo dirti la verità, esco da un'intervista che avete sentito a Saverio, volontario del Piccolo Rifugio, ma è stato bellissimo perché ci sono un sacco di ospiti del Piccolo Rifugio che giocano a basket nei Falcons di Pordenone, quindi Di praticamente Vittorio Veneto. di Vittorio Veneto, quindi praticamente siamo rimasti fino adesso a parlare di basket. Intanto vediamo, a proposito di basket, un'Elena Lazzari che... Gli ospiti del Piccolo Rifugio, grandi anche Elena Lazzari che usando molto bene il piede perno va a insaccare da sotto. 46-39. Mini break di 5-0 per Conegliano, che adesso deve continuare a non permettere a Pordenone di tirare, perché Pordenone è precisissima questa sera. E adesso avevamo detto che le lunghe leve di Ross Boccalato ci servivano proprio per prenderci qualche palla in più. Ce la siamo presa ora. Elena Lazzari, Amabiglia. Un po' lungo il tiro di Amabiglia, ma era un buon tiro. Poi un fallo fischiato a Lazzari. Lazzari, sì. E questo è un fallo fischiato un po' anche sulla autorevolezza, diciamo così, di Francesca Marchioni, che avendo alle spalle diverse stagioni anche in Serie A incute sicuramente una certa soggezione anche nei confronti degli arbitri. Dall'altra parte Oloiede a chiudere bene un contropiede. Conegliano ha provato con la difesa alta a fermare Pordenone, Pordenone è riuscita a uscire indenne e quindi ha potuto poi giocare in scioltezza e trovare un canestro facile. Muoviamo bene la palla, andiamo a attaccare l'area, poi un buon tiro in realtà per Lazzari che però sbaglia, ma riprendiamo il rimbalzo in attacco. Amabiglia, serve bene Boccalato che riapre per Veronica Antonello che si palleggia su un piede però. Cosa abbastanza inusuale, poi va a franare addosso a Rizzotti e viene fischiata l'infrazione di passi. In questo caso onestamente devo dire che Veronica era franata addosso alla giocatrice, probabilmente sì, era fallo è suo. quello che Lessing stava spiegando in maniera molto signorile all'arbitro. Rinuncia al tiro Amabiglia, poi serve benissimo Lazzari che non si fa pregare e segna di nuovo da sotto. Beh, sul tabellone questo dovrebbe essere un punto a testa. Sì, assolutamente. Bellissimo passaggio di capitano Amabiglia. L'altra, questa volta viene fischiato il fallo a Veronica Antonello. Beh, era abbastanza inevitabile che in questo sì. caso venisse fischiato, comunque il contatto era piuttosto netto. Sono 2 falli di squadra per Conegliano in questo terzo periodo, sono tutti e 2 di Veronica, che adesso prende un po' di respiro, anzi no, va era solo una pulizia a pulirsi delle le scarpe, esatto. Si è tolta un po' di sangue dalle scarpe. Di là Zoffi continua. Zoffi che ne vorremmo un po' anche per noi, potremmo ringiovanire 10 anni. Ecco, non una buona idea il fatto di non tagliare fuori Francesca Marchioni che prende il rimbalzo in attacco, poi ci grazia dai 3 punti, ferma il contropiede Ilaria Bombeni. Terzo fallo per sì, lei però. A dispetto dei pochissimi falli realizzati da entrambe le squadre, c'è già una giocatrice con 3 falli per Pordenone. Bomben che fa dell'aggressività la sua cifra. Come anche Elena Lazzari fa dell'aggressività un suo marchio di fabbrica, però lì sotto c'è Oloiede che cancella tutto quello che passa di lì. Intanto comunque c'è un dibattito di altissimo livello tecnico in chat che ci fa piacere. E adesso fallo in attacco di Boccalato che aveva portato un blocco per Amabiglia. Vabbè. Fino a un certo punto. Vabbè, potremmo anche chiedere al Grava che casualmente
E qui casualmente c'era tutto, dice, guardando dentro una sfera di cristallo però. ha interrogato il pendolo magico. E va addirittura a segnare subendo fallo Oloyede. Sì, tutta la curva coneglianese sembra che stia ballando YMCA, in realtà mimava l'infrazione di passi. Però invece è il secondo fallo di Ross Boccalato e sarà ancora anche un tiro libero per Oloyede. Sì, 2 falli in poco tempo per Ross Boccalato, diciamo con una interpretazione arbitrale che è diventata più restrittiva, sembra, in questo terzo periodo. Oloyede sbaglia, per fortuna Conegliano riesce a recuperare palla, Elena Lazzari per Sì, Veronica anche perché Antonello. anche in questo caso non avevamo fatto un buon tagliafuori a rimbalzi. Rinuncia al tiro Ross Boccalato, poi si butta dentro. È tutto buono, quindi sarà solo una rimessa per Conegliano dalla linea di fondo. 12 secondi da giocare. Adesso poteva riaprire subito Marton, 6 secondi al tiro e Boccalato, ma fuori misura il suo tiro, recupera quasi la palla Lazzari. No, l'arbitro dice che era già fuori quando ha saltato. E siamo sempre a meno 10, Fabri, quindi fa freddino oggi a Conegliano e non c'è modo di sghiacciare questa partita. Ancora Zoffi che va a attaccare l'area, va a appoggiare al tabellone, il più 12, indemoniata. 14 punti a referto per lei, una partita devastante. Si mette in proprio Veronica Antonello, ma sbaglia e non è comunque questo probabilmente il modo di recuperare lo svantaggio, anche se giustamente lei ci ha provato, ha cercato di prendere un po' in mano la situazione. Però manca ancora tanto tempo e dobbiamo sistemare soprattutto la difesa e i rimbalzi difensivi. È buona questa azione difensiva sulla rimessa da fondo, costringiamo gli avversari a un'infrazione di 5 secondi e recuperiamo così il pallone. E ci da qui voleva che dobbiamo tutta, partire. ci voleva tutta questa cosa perché veramente non ne venivamo mica fuori. Adesso è Marton a svolgere il ruolo di play, prova a scambiare palla adesso con Antonello che chiama lo schema testa, ma è difficile per Conegliano uscire dalla intensità difensiva di Pordenone che è gigantesca, con Oloyede poi sotto la plancia, e quindi ben difficile per Conegliano trovare l'arma della penetrazione. E poi lì sotto c'è Oloyede che stoppa tutto quello che le passa a tiro, riesce a tenere una palla viva in maniera incredibile Lazzari. Da 3 punti Antonello sbaglia. Dobbiamo mettere un po' di aggressività in difesa, rinuncia al tiro Marchioni che serve Rizzotti. Adesso Marchioni non rinuncia e mette ancora una bomba dai 3 punti. E andiamo sotto di 15. Proprio ieri ero in collegamento con i colleghi della West Virginia che diceva c'era meno 15, meno 15. Anche oggi battiamo i denti. Veronica Antonello. È un tiro che lei ha questo, ma anche sfortunata in questa situazione. Poi cerca di riprendere uno sfondamento Sponchiado dall'altra parte, ci castiga anche Zoffi di nuovo, che ha già messo 16 punti a metà della terza frazione. 58-41, Conegliano sprofonda sul meno 17 e mi sa che Pordenone quest'anno è davvero la nostra bestia nera, ma anche l'anno scorso in realtà. Assolutamente. Diciamo che non abbiamo dei buoni accoppiamenti difensivi con Pordenone e quindi soffriamo tantissimo. Tanto Fabri, scusami, sono senza occhiali per cui non riesco a leggere il nome dell'amica o amico che ci sta scrivendo, probabilmente Miguel di fede pordenonese. Zermabadi. Salutiamo Dice, Miguel dice forza go Besties. Besties, perché poi c'è anche un cuore. Benissimo, quindi appunto invitiamo tutti quanti a scriverci. Io purtroppo sono senza occhiali, ma Fabrizio è dotato di occhiale per leggere. Anche se faccio fatica anche con gli occhiali.
Va bene, ma possiamo se no avvalerci del giovane Grava che nonostante Candy Crush ha ancora tutte le diotrie. E comunque invitiamo sempre a votare per la miglior giocatrice della partita, che questa sera, Fede, quale libro riceverà in premio? Allora, questa sera ci sarà un appuntamento speciale qui. Vediamo se Pordenone vuole fare all-in questa sera. Quindi Azzurro e Verde dell'amore e della musica, un libro di poesie che verrà regalato all'MVP, perché al coach della squadra vincente verrà regalato 7 secondi al massimo, la storia dei Phoenix Suns di Mike D'Antoni che tu hai citato prima, Fabri. Infatti è un libro che parla proprio della tipologia di gioco che stiamo vedendo questa sera in campo, un gioco improntato alla corsa e appunto al fatto di prendere il tiro prima che siano passati 7 secondi nell'azione offensiva. Lo sta facendo in maniera molto efficace soprattutto Pordenone, che va su più 19. Non avevamo mai vissuto quest'anno una situazione del genere, ma la squadra di Pordenone è avanti con grande merito a questo vantaggio. Certo. Adesso segniamo da sotto con Marta Maschietto ed è un urlo liberatorio quello che sale dalla curva coneglianese. Adesso Conegliano deve veramente tirare, probabilmente Fabri, uno degli ultimi appelli per riprendere e rimettere in bolla la partita. Deve giocare con grande intensità perché deve bloccare le azioni di Pordenone. Vediamo se riesce, ma Pordenone riesce invece di nuovo a correre. Sì, attacca molto bene anche il nostro press, che sono molto ordinate le ragazze, anche se molto giovani, quindi facciamo fatica. Adesso c'è una magia di Sponchiado che subisce un fallo di sfondamento. Questa sera gli arbitri, diciamo, che erano stati un po' resti a fischiare questo tipo di situazione. Esatto, hanno fischiato probabilmente il primo fallo di sfondamento che viene fischiato, Fabri. È stata molto brava Sponchiado a evidenziarlo, perché comunque diciamo che l'azione era più o meno simile a tante altre che avevamo visto che non erano state sanzionate. Adesso è Amabiglia che forza da 3 con il suo rilascio veloce, la palla però esce e è di nuovo Pordenone che corre in campo aperto, gioca molto bene, riesce a mettere ordine, lo schema a testa, ancora Zoffi che va dentro, segna. Partita devastante. Sì, 18 per lei. Dall'altra parte stiamo un po' forzando anche contro la difesa uomo adesso di Pordenone, facciamo fatica, poi gli arbitri forse magari concedono qualche contatto in più. Ancora da 3 punti, vedi, poi alla fine ti entra nella testa questa cosa e fai fatica comunque anche a magari mettere dei tiri che di solito metteresti. Qui Silvia Marcon prova un tiro in jump float che aveva messo la scorsa settimana più volte, però purtroppo non riusciamo a essere lucide nel gestire nemmeno le azioni di vantaggio che inevitabilmente ci sono anche a nostro favore. Purtroppo questo ci sta penalizzando, siamo sotto di 19, è una situazione assolutamente anomala che si sta presentando qui a Conegliano e adesso coach Mincleri deve veramente tirare fuori, ma non dico un coniglio, Fabio, dal cilindro, ma probabilmente un'intera nidiata di conigli. Ti dico, la situazione è complessa proprio perché Pordenone gioca molto bene adesso anche nella difesa a uomo, ci mette molta fisicità, gli arbitri stanno mantenendo questo metro arbitrale fin dall'inizio, quindi non fischiano tantissimo questi contatti e dall'altra parte poi attaccano bene il nostro pressing. Quando noi abbiamo provato ad alzare la difesa per recuperare qualche pallone hanno attaccato bene. Bisogna dire anche che quando abbiamo recuperato dei palloni siamo stati imprecisi nei passaggi, anche in contropiede, e con questo si fa fatica. Però dobbiamo ricordarci che comunque abbiamo tanto talento a disposizione, abbiamo ancora, credo, molta energia da spendere, perché coach Mincleri e il suo staff hanno ruotato molto le giocatrici in campo. Qui mancano 12 minuti e 21 alla fine della partita. Dobbiamo giocarcela, sicuramente. Dobbiamo provare a giocarcela. Non necessariamente alzando troppo i ritmi, questo dico. Sì, è vero, non dobbiamo per forza alzarli troppo, però sicuramente dobbiamo complicare la vita a Pordenone
in difesa, lo facciamo bene adesso impedendo un'azione d'attacco a Pordenone. Adesso è Sponchiado bene per Maschietto, il suo tiro e lo mette. Devono chiamare fuori dal sottocanestro sicuramente Oloiede, e adesso invece sarà fischiato fallo a Sponchiado, immagino. E purtroppo non c'è il Grava, perché anche in questa situazione poteva darci qualche indicazione in più. Marta Sponchiado sembrava abbastanza in posizione, però gli arbitri sono sicuramente più vicini. Diciamo che era assolutamente poco probabile che venisse fischiato un secondo sfondamento a così poco tempo di distanza dal primo. L'ago della bilancia del fischio pendeva dalla parte di Pordenone, Fabri, perché è arrivata proprio a piantarsi, ma forse un microsecondo prima. Sì. E qui abbiamo Zoffi che ormai ha preso una certa confidenza con i nostri canestri. 2 su 2. Beh, per stasera il canestro per Zoffi è largo veramente 1 metro di diametro, noi continuiamo a buttare via palle. Però siamo davvero imprecisi nei passaggi, non possiamo sprecare questi palloni. Adesso girandola sì. di cambi per coach Minincleri, che non è contento, penso proprio di questo, perché ci può stare di essere sotto di 20 con una squadra che non sta sbagliando nulla, ma non ci può stare di buttare via le palle che potrebbero tenerci in linea di galleggiamento. Dai 3 punti stanno maramaldezzando le giocatrici pordenonesi sulla difesa coneglianese. Adesso viene fischiato fallo a Francesca Marchioni, che aveva cercato di prendere uno sfondamento contro Serena Marton, una specialità un po' di tutte e due, però siamo sotto di 22. Saranno 2 tiri liberi per Serena. Si lamenta coach Fantin. Dico, ci stava anche lo sfondamento forse. Sì, allora devo dirti la verità, Fabri, pensavo che la sanzione non fosse tanto su Marchioni, ma era stata disturbata anche da dietro con un tentativo di rubata di palla l'azione di Martone. Pensavo che fosse quello il fischio sanzionatorio, invece è il secondo fallo per Marchioni che adesso esce. Marton tira un tiro libero impreciso. Anche il secondo è corto, il primo era lungo. Esatto. Non muoviamo il tabellino, però facciamo una grande azione difensiva qui. No, 8 secondi, quindi palla recuperata. Pensavo fosse palla contesa, invece addirittura una palla recuperata. L'azione difensiva è stata buona. Dobbiamo un po' sistemare anche le cose in attacco, perché stiamo sbagliando tiri liberi, stiamo sbagliando soprattutto dei passaggi in contropiede. E quindi poi anche i palloni recuperati devono in qualche modo essere concretizzati con dei canestri. Adesso è Sponchiado a subire un fallo che si è sentito fino qua. Non è possibile non fischiare un fallo di questo tipo, scusatemi. No, è vero, Fabri. Se non altro perché lo senti. Fabri, hai perso la plomb, ma effettivamente ancora una possibilità di giocare in transizione, ancora un tiro per Sponchiado che sbaglia, si lotta a rimbalzo con Lazzari che subisce fallo, e solo il quarto per Pordenone a 53 secondi dalla fine del terzo quarto. Importantissima questa palla recuperata da Lazzari. 20 punti di distacco, però Conegliano non deve mollare, Fabri, perché le partite, questo gioco ci insegna che si possono recuperare questo tipo di gap velocemente se riesci a mantenere la calma e a fare il tuo gioco. Adesso 13 alla fine, Antonello dai 3 punti, è lungo il suo tiro, si lotta a rimbalzo, una palla contesa ed è la palla alla difesa però, perché il possesso è per Pordenone. Silvia Torazza qui si è lanciata sulla palla per riuscire a recuperarla, ma non è riuscito nel suo intento, perché l'ha contestata, ma la freccia era girata dalla parte del Pordenone, che ha 44 secondi
per la fine di questo terzo quarto. Adesso corre di nuovo in Rizzotti che grandissima va via velocità. un po' a tutti, poi arriva finalmente. No, questo passaggio affrettato, fortunatamente manteniamo il possesso della palla. 33 secondi, quindi sicuramente ci sarà almeno un'altra azione oltre a questa. Però possiamo cercare di giocarla lunga per non dare troppi secondi a Pordenone. Un po' di contatti ancora, ed è Serena Marton che va in mezzo alla difesa. Passi, infrazione di passi nonostante i contatti. Vabbè. E quindi l'ultima azione la potrà giocare lunga Pordenone, anzi non potrà giocarla fino alla fine neanche Pordenone. No, Però sono il possesso. 33 secondi, quindi comunque il tabellino dei 24 secondi continua a girare. Adesso di nuovo prova a accelerarla però Pordenone. Questo è un blocco di Colombi, va dall'altra parte Piccinini che poi incrocia bene, viene chiusa bene da Antonello, la palla è sempre per Pordenone. Che ha 4 secondi per terminare l'azione d'attacco, quindi adesso la panchina di Pordenone si sbraccia per indicare questa cosa alle proprie giocatrici. Provano subito il tiro da 3. Piccinini prova il tiro da 3 subito e abbiamo Lazzari con la palla per Vettori, che serve Lazzari, che può attaccare, spara da 3 punti. Sappiamo e ricordiamo bene che avrebbe potuto mettere un tiro di quel tipo. Sì, l'ha messo qui quando giocava con l'NPT da ben più distante. su una partita decisiva in Under 17, ce lo ricordiamo come se Lo fosse ricordiamo ieri. sempre, è inciso sulla nostra pelle. E comunque 67-47 con 10 minuti da giocare. Allora, in questa situazione a noi non resta che fare una macumba, un rito magico per raddrizzare la partita, quindi diamo la linea ai nostri sponsor. Allora approfittiamo per salutare tutto il pubblico che ci segue da casa e quindi il nostro grande amico Sciacco Dimenticato che cita Chariots of Fire, momenti di gloria, perché dice che il gioco di Pordenone rammenta appunto questa grande canzone, grande componimento. E salutiamo anche il professor De Anna, Raffaele De Anna e Raffaele sua De moglie. Anna, anche. e la moglie che non sappiamo e non possiamo chiamare Anna perché sarebbe Anna De Anna che è Anna al quadrato, ma sappiamo che però ha giocato insieme a Francesca Marchioni. E quindi salutiamo loro, salutiamo veramente tutti E non quelli che abbiamo ci ben seguono capito da se sia casa. professore di Motoria, di scienze motorie. di Andrea Grava. Di Andrea Grava, quindi Quindi prof, siamo con lui, gli siamo vicini. Esatto, sappiamo che è difficile, soprattutto è difficile a farsi ascoltare dal Grava perché ogni volta che gli chiedi qualcosa ha ragione lui, ma va bene così in quanto arbitro, quindi l'arbitro ha sempre ragione. Allora, Conegliano sotto di 20, quarto della disperazione. Adesso zona per Pordenone, Marton per Vettori. Vettori chiude il palleggio, la palla viene sporcata, adesso può partire in contropiede Pordenone. Eh sì, c'era probabilmente un fallo su questa penetrazione di Piccinini che avrà due E tiri non liberi. poteva fare altro Veronica Antonello, Il effettivamente. suo terzo. Comunque, come l'anno scorso Marghera era la nostra bestia nera, quest'anno Pordenone si conferma la bestia nera di Conegliano, Fabio. Quindi c'è una tradizione. Abbiamo le nostre bestie nere. Sì. È giusto così. Tra l'altro chissà da che cosa deriva il detto appunto della bestia nera, non lo Come sappiamo. la pecora nera. Sì, queste ma forse cose. chiediamolo a Sciacco Dimenticato, vediamo Dimenticato, secondo me se lo lui sa. esatto, potrebbe darci
una dritta. Probabilmente anche il Grava lo sa, ma è fuori dal nostro perimetro. Buono il passaggio di Marton, poi si riapre il gioco per un ottimo ribaltamento. Lazzari ancora per Marton e ancora una palla quasi persa, la recuperiamo con Lazzari che poi si butta dentro, riesce a servire un passaggio alla Doncic per Amabiglia che però sbaglia. E l'onnipresente Oloyeda prende rimbalzo difensivo. Oloyede, scusate. Tanto proviamo ancora a disturbare il gioco di Pordenone, che però imperterrita sempre palla in mano, non mette un buonissimo tiro per pochissimo e quindi è sfortunata in questo caso Pordenone. Dall'altra parte Antonello che prova di nuovo a liberare Amabiglia per Vettori per Marton che prova a entrare, scarico fuori, di nuovo palla per Amabiglia Vettori, buon tiro. Fuori, sbaglia il tiro, ma c'è Marton questa volta a rimbalzo. Antonello per Amabiglia che la mette dai 3 punti. E adesso abbiamo bisogno come l'ossigeno dei tiri del nostro capitano Claudio Amabiglia, perché siamo veramente con un divario molto importante. Adesso scontropiede per Conegliano, Vettori si trova troppo vicino a canestro per poter tirare, allora si rigioca fuori, si va fuori per serie di contatti su Elena Sì, Lazzari, esatto. che non sono non fischiabili, diciamo. si ecco. libera col macete delle manate avversarie, meno 17, però Pordenone è ancora tanto avanti. Elena poi recupera anche un pallone per Marton che può attaccare e lo fa e segna da sotto. Sempre con molti contatti che non vengono fischiati. E poi Adesso va anche a Marton, rubare una palla e adesso è Veronica Antonello a segnare da sotto. Andiamo a meno 13. Una volta Dan Peterson diceva si può rimontare un punto a minuto, però con il tiro da 3 punti sappiamo che è possibile fare anche di meglio. Sono 7 minuti e 29, 13 punti da recuperare. eh sì, 13 punti in questo quarto periodo, una mission impossible. Qui ci vuole Tom Cruise, ci vogliono i suoi occhiali da sole, Fabri, perché Purtroppo abbiamo accumulato un divario molto importante ed è difficile a questo punto pensare di recuperarlo. sì, è molto difficile. Intanto salutiamo sempre il pubblico da casa che continua a interagire con noi. Fabri, leggici il messaggio. C'è un messaggio anche di Alessia Lanzavecchia che dice: grazie a voi ragazzi che mi fate capire la partita in diretta. È un messaggio un po' di parte, ma noi lo apprezziamo. Sì, anche perché stesso. sappiamo che Alessia, per quanto si stia applicando, Fabri probabilmente avrebbe bisogno di qualche lezione privata da parte tua sulle regole del basket. Io sto assorbendo per osmosi, inizio a capire delle cose che per me erano incomprensibili, però insomma fate come Alessia, seguendoci e soprattutto seguendo quello che racconta Fabrizio, riusciamo anche a capire le regole più astruse di questo sport e non smettiamo mai anche di sorprenderci di quello che può regalarci questo sport in termini di intensità. Infatti ancora BFC che si prende la palla, adesso però forse qualche contatto o di qua o di là andava forse fischiato. Agli arbitri hanno deciso che questo è il metro. Parte sbaglia Pordenone, ma Oloyede, rimbalzo importantissimo, ma forse no, il possesso è per Pordenone, perché poi sul cambio di... Perché? Allora spieghiamo, sì. Perché se il precedente era di Pordenone anche Perché questo poi Pordenone, c'è stata, perché durante la pausa tra il terzo e il quarto. Esattamente. E quindi abbiamo gira. avuto il possesso noi E quindi si gira, come insegna Michele De Carlo al corso refertisti, corso refertisti che molti dei genitori, dei sostenitori di BFC hanno fatto, quindi anche questa altra iniziativa di BFC che serve a... Era fuori, entrava da fuori, fallo tecnico su un errore, andiamo a fischiare anche un fallo tecnico. Era diciamo chiaramente che... fuori la giocatrice esatto. di Pordenone. E intanto vediamo passare Roberto Antonello che sta
portando una Il piccola rinfresco. merenda per, appunto dicevamo, gli ospiti del piccolo rifugio che sono qui a Pala BFC questa sera. Sbaglia il tiro libero, incredibilmente a questo punto dico Zoffi. Sì, incredibilmente sì, però diciamo fa un po' rabbia prendere un fallo tecnico su un errore così evidente da parte. Su una palla in realtà recuperata come doveva essere questa. Però e non si fischia niente neanche qui. Non si fischia niente neanche qui. E fischia un altro fallo tecnico. E questo purtroppo è quando ti rendi conto di non essere all'altezza di una situazione e quindi poi ti tuteli andando poi a attaccare, ad aggredire. Segna Marchioni il tiro libero, sarà ancora possesso poi per Pordenone. 2 falli tecnici in un momento decisivo della partita e gli arbitri hanno deciso che questa sera Diciamo. non renderei onore alla squadra pordenonese che sta giocando e ha giocato benissimo. Una grande partita. Ecco, però sarebbe stato giusto lasciarla giocare ancora alle giocatrici. Adesso non si fischia niente, forse un'infrazione di passi di Lazzari. Sì, Fabio, mi viene in mente una canzone di Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, e credo che sia l'unica cosa che possiamo dire per commentare la partita adesso. Adesso veramente è una tonnara in campo, come dicevamo tante volte, troppe volte purtroppo. Brava Oloyede, fallo di Lazzari non fischiato. Oloyede rompe assieme all'arbitro, un po' agli arbitri, questa inerzia che aveva preso, questo piccolo gap che aveva recuperato Conegliano. Non era passi di Marton qui, Fabio? Passi di Marton, contatti, cioè sai, evidentemente sono in grandissima difficoltà questi due ragazzi in questo momento, perché hanno capito che la partita è andata da un'altra parte. Rimbalzo ancora di Oloyede, 5 minuti alla fine, 16 punti per Pordenone. Sbaglia il tiro, si lotta a rimbalzo, vola via Marton. Adesso però se vogliamo giocarcela dobbiamo anche mantenere la calma. Dall'altra parte Lazzari che sbaglia il tiro, purtroppo sarebbe stato importante mettere questo tiro. Sì. Però probabilmente siamo anche un po' caduti nel nervosismo. Il trappolone del nervosismo, sì. ma È anche difficile restare è chiaro che concentrati in quando queste cerchi situazioni di qua. recuperare poi succedono delle situazioni ambigue come quelle che sono successe. Non puoi che continuare ad innervosirti e quindi purtroppo è difficile uscire da questa logica. Adesso è il terzo fallo per il capitano Claudio Amabili, adesso Conegliano deve solamente pressare. Attacca bene però Pordenone ancora una volta, nonostante la buona aggressività difensiva coneglianese. È vero, ne Intanto sono uscite molto bene. passa il tempo, che in questo momento è tiranno per Conegliano, ma amico di Pordenone. Poi 2 contatti non fischiati e un ottimo canestro da sotto che Veramente va un po' a ottimo. sigillare la partita. Veramente ottimo il canestro di Bomben e di una difficoltà anche notevole. Sbagliato il tiro da parte di Amabilia, poi l'ultima a toccare E Antonello, secondo Antonello me, si è visto però- chiarissimo Però e quindi la chiaramente- palla è bianca. Chiaramente la situazione per gli arbitri si è complicata perché hanno Sì. fatto degli errori molto evidenti e adesso questo fischio era di pura compensazione per Ma Conegliano. probabilmente sì, non so se poi sia compensazione o proprio il fatto che hai perso il controllo della partita e stai arbitrando e stai fischiando a quel punto un po' a caso, un po' come anche le giocatrici in campo, i giocatori in certe situazioni perdono il bandolo della situazione e fanno delle scelte È tecniche vero. che non farebbero in altre situazioni. Cioè, Allora commentiamo una cosa, Fabio, perché sono tanti 74 i punti di Pordenone, forse sono pochini i 56 di BFC, ci ha abituato a viaggiare su cifre un po' più alte e probabilmente
Sì, sai, in qualche momento poteva entrare qualche tiro in più che ci avrebbe tenuto un pochino più attaccati Sì. a questa partita, perché È entrato poco sicuramente, ma è entrato poco secondo me anche per merito di Pordenone. E ti dico una cosa, anche i tiri aperti, perché anche i tiri aperti molto spesso sono tiri che loro davano l'idea di concederci. È andata così anche all'andata, cioè ci hanno in alcune situazioni anche sfidato, e purtroppo questa cosa qua poi alla fine, se non riesci a segnare subito o se non riesci a segnare con continuità, ti si ritorce contro, se non altro dal punto di vista mentale. I Brichetti, ripeto, hanno una grande aggressività, attaccano bene il pressing, si muovono bene in attacco, cioè niente da dire. Ovvio che tu mi dici è perché hanno 10 punti, forse perché non hanno sempre questa lucidità e questa concentrazione. Però indubbiamente il talento c'è. Guarda, me lo diceva prima della partita, me lo diceva coach, sì, parlavo con coach Domenico Fantini, mi diceva guarda, è una squadra che ha delle grandi fiammate, che può entrare dentro degli ottimi flussi di gioco, però allo stesso modo poi può magari fare gli errori più ingenui. Diciamo che stasera gli errori ingenui non si sono visti, si è visto solo del gran bel gioco da parte di Pordenone. Pordenone che ha saputo giocare attorno ai suoi punti di forza, ovvero la grande presenza sotto canestro di Oloiede, la grande velocità delle giovani giocatrici e l'apporto molto importante invece delle veterane che hanno saputo tirare con precisione e quindi lasciare il segno ogni volta che sono entrate in campo. E in tutto questo quindi diciamo si configura questo grande vantaggio di Pordenone, che insomma pensiamo tutti che, come dice il nostro vecchio coach Dan Peterson, la pasta la possiamo buttare, qui è tempo solo di andare a fare il ghiaccio, Fabri. Possiamo buttare la pasta, possiamo stappare dei prosecchi di OCG Buzzo Wine per l'aperitivo, perché la partita è finita nonostante il recupero di Marton. Credo che si sia già detto tutto qui al Pala BFC. Adesso l'arbitro fischierà un fallo a Marchioni, ma sì, Marchioni ci ha provato con la sua grande, diciamo, esperienza a ottenere uno sfondamento. Effettivamente è arrivata anche lei proprio in quel preciso istante a contestare l'azione coneglianese, quindi secondo me il fallo qui è corretto. Sì, ci stava. 10 punti per Francesca Marchioni, quindi impatto veramente importante della grande ex in questa partita. Lazzari, Amabiglia bene su Antonello prova a prendere la linea di fondo, di nuovo fuori per Amabiglia su Marton per Antonello col tiro aperto da fuori, purtroppo esce, non ne veniamo fuori. In questo momento poi stiamo veramente subendo mentalmente questa partita che non siamo riusciti a riagganciare in nessun modo. Si sbaglia anche Pordenone, si lotta a rimbalzo, lotta molto bene Lazzari, poi cade a terra. Speriamo che nessuno si sia fatto male, perché veramente speriamo di no. Comunque viene fischiato penso fallo su Lazzari, Fabri, immagino. No, scusa, sì, fallo su Lazzari e non in 2 su 6, però l'importante è che nessuno da una parte né dall'altra si sia fatto male, perché appunto sono ormai minuti di garbage time, come dicono negli Stati Uniti. Non c'è più niente da dire per questa partita. All'andata avevamo perso, quindi non c'è neanche una differenza canestri. All'andata avevamo perso male, Fabri, se non ricordo male, con un distacco abbastanza pronunciato. No, poi alla fine non era così pronunciato, perché erano 5 punti, 6-8, 6-3. Sì? Ecco, sai perché ricordavo? Male perché l'avevamo giocata male, però alla luce, ripeto, anche di questa partita devo dire che andata era stata preparata molto bene la partita dallo staff tecnico di Pordenone. Adesso segna Amabiglia dai 3 punti, sono 15 punti di svantaggio, 2 minuti e 28. Raddoppio nella bara del playmaker, ne esce bene Rizzotti, poi pressione da parte di Antonello, Zoffi
perde la palla, anche qui un contatto non fischiato, poi ci si tuffa. Adesso la palla è per Conegliano, 15 punti, 2 minuti, situazione disperata appunto. Cioè, il basket ci ha fatto sicuramente vedere di sì, tutto. però Ma abbiamo già detto che la pasta la buttiamo, quindi la partita a questo punto noi in ogni caso andiamo a mangiare. È persa. Pordenone ha fatto 12 punti in campionato, 4 li ha fatti contro il Conegliano. Esatto, questa è una bella statistica. Adesso è corto il tiro di Amabiglia che ha tirato cadendo un po' indietro. Adesso un altro fallo da parte di Amabiglia che secondo me forse Ma ci sta. visto da qui. Ci sta perché ha proprio con la parte superiore del corpo si è appoggiata in maniera evidente. Dopodiché si è appoggiata sullo iede che praticamente che probabilmente non se ne è accorta. Esatto. Esattamente, quindi Però l'ho vista molto ancora migliorata questa ragazza, molto mobile, molto presente anche in difesa oltre che a rimbalzo. ricordiamo con piacere, Fabio, l'anno scorso a Pordenone vedemmo Francisca Ciucu che adesso allora io pensavo fosse negli Stati Uniti, invece a Torino. a Torino. Negli Stati Uniti il prossimo anno. Giustamente, come probabilmente stavi per dire, anche lei l'anno scorso ci aveva fatto molto male. Altro che era comunque, se non sbaglio, era stata eletta la miglior giocatrice del campionato. Sì. Nonostante appunto avessimo visto dei prospetti fantastici sia a Marghera sia ad Abano, ma è stata eletta lei come miglior giocatrice del campionato con grande merito. E adesso insomma quest'anno Oloiede sicuramente, per quello che abbiamo visto noi, è stata veramente devastante contro Conegliano. Sì, sicuramente. Sì, all'andata, ma in particolare oggi. Fa passare il tempo giustamente Pordenone. Poi Zoffi, anche sfortunata in questo caso, però rimbalza in attacco ancora per le avversarie. Allora, 1 minuto e 07 alla fine di questa partita, che appunto è già finita, 75 Pordenone, 62 Conegliano. Adesso terzo fallo di Elena Lazzari, saranno 2 tiri liberi per Piccinini. Classe 2009. Sbaglia il primo. Intanto il pubblico da casa sta votando per l'MVP, stanno arrivando diversi messaggi, insomma sembra chiaro a chi andrà oggi il premio di MVP. C'è una giocatrice che è stata devastante. ...58 secondi e 5 decimi, 7-6-6-2. Pressa ancora Conegliano, recupera la palla con Marton. Contatto, è solo il quarto fallo, quindi rimessa per Conegliano da fondo. E questo è il quarto fallo per Pordenone, che esaurisce il bonus. Solo ora. C'è l'intesa tra tavolo e arbitri. Lazzari dai 3 punti, la mette, purtroppo però è tardi. 11 punti, 50 secondi. Tempo passa. Ormai è tardi, guarda il tempo, vola via Fabri. Muove bene la palla comunque Pordenone e fa passare il tempo. Addirittura un passaggio al volo. Un errore, palla per Conegliano. Veronica Antonello in campo aperto. È il suo. Per Amabiglia dai 3 punti. La mette Amabiglia. 68-76. Forse dovremmo fare fallo
Sicuramente dovremmo fare fallo per fermare il tempo, invece Pordenone riesce a muovere la palla, niente. Adesso ancora Zoffi dai 3 punti, la chiude con scusate, era Piccinini, che anche, comunque 17 punti Piccinini, e si chiude sul 79-68. Vittoria importantissima questa sì. per Pordenone, che esce dalla zona play-out. Sì. Zona play-out dove c'è vicino anche Junior San Marco, che anche lei qui ha fatto una partita devastante, Fabri, Certo. quindi sicuramente Sì, questo dà anche la misura di quanto comunque il campionato sia equilibrato. Con un buon livello e con squadre che possono vincere e perdere sempre. Adesso una breve pausa e poi ancora qui per le premiazioni di fine gara con Federico Kais in campo. Il segno. Allora, è finita questa partita, Sistema Rosa Pordenone è venuta qui a Conegliano e ha portato via bottino pieno, vittoria, premio MVP e premio per l'allenatore avversario. Una grandissima Giorgia Zoffi, oggi entrava tutto, hai fatto un break pazzesco già nel primo quarto e poi hai mantenuto un'altissima percentuale. Cosa ne pensi della tua partita oggi? Sono molto felice, più che altro sono felice della prestazione di tutte le compagne e soprattutto di aver portato a casa questi 2 punti giocando di squadra. Allora Giorgia, oggi ti abbiamo regalato un libro, è un libro speciale che è scritto da Giuseppe Miotto, un ragazzo 18enne qui di Conegliano che è un ragazzo che gioca il basket inclusivo. Assieme ad altri amici che sono venuti qui a trovarci oggi, gli amici del Piccolo Rifugio, e quindi ti doniamo questo libro di poesie, insomma leggilo perché è scritto veramente con il cuore. Grazie mille.
Coach, siccome hai un sacco di ragazze molto giovani in squadra, la bottiglia di vino del nostro main sponsor Bazzo Wine te la porti a casa tu. Allora, durante la partita Fabrizio, che ti conosce bene, ci ha anche raccontato tutta la tua storia nel basket, una storia che insomma dal campo, dove hai ottenuto risultati straordinari, poi si è portata in panchina e qui ti trovi oggi ad allenare un gruppo pieno di giovani talentuose. Allora, cosa dici? È importante il rigore degli schemi, è importante far esplodere il talento di queste giovani? Raccontaci un po' come gestisci questo gruppo. È una grande soddisfazione allenare queste ragazze, siamo probabilmente la squadra più giovane del campionato, purtroppo, ma fa parte del percorso, ci sono alti e bassi. Oggi temevamo molto questa partita perché Conegliano è una signora squadra e abbiamo fatto forse una delle migliori partite del campionato. Questo mi fa ben sperare per il proseguio, perché l'obiettivo è riuscire e provare a salvarci. Assolutamente, avete 12 punti in classifica, 4 li avete fatti contro il Conegliano, per noi siete un po' la bestia nera, però avete dimostrato sia all'andata che al ritorno grande velocità, grande intensità. Raccontaci un po' tecnicamente come l'hai organizzata questa partita per imbrigliare Conegliano. Noi abbiamo le caratteristiche di una squadra giovanile, quindi ritmo, corsa, proviamo ad allungare la difesa, alle volte ci riusciamo, alle volte non ci riusciamo. Stasera siamo riusciti a farlo abbastanza bene. Comunque spero che da questa bellissima vittoria traiamo la forza di continuare ad allenarci duro. Questo è un gruppo che più si allena e più migliora. Un grande in bocca al lupo da Conegliano a Pordenone e un buon proseguimento di campionato, e ci rivediamo da queste parti. Complimenti, bravissima Giorgia. E quindi sulla premiazione di Zoffi MVP e coach Fantin come allenatore vincente di questa sfida, noi ovviamente sulla vittoria di Pordenone per 79-68 vi diamo appuntamento alle prossime partite del basket femminile conegliano. Sabato 7-2 sarà il turno di riposo per le ragazze di coach Minincleri e quindi ci ritroviamo qui a Conegliano sabato 14 febbraio alle 18:45 per una partita fondamentale, perché verranno San Valentino, tra l'altro, giustamente Fede ce lo ricordi, e verranno a trovarci gli amici udinese del Mr. Bucket Cussignaco, che sono in classifica proprio dietro a noi e probabilmente questa sera ci raggiungeranno. Bene, allora oggi Pordenone è venuta qui, ha fatto bottino pieno, un'amara sconfitta per noi, però diciamo che fa parte, anche la sconfitta fa parte del percorso, dobbiamo riuscire adesso a trovare la concentrazione e riprendere la nostra corsa. Come dicono gli allenatori, qualche volta si vince e qualche volta si impara. Questa sera abbiamo sicuramente abbiamo avuto molte cose da imparare e sulle quali riflettere. E con questa chicca del nostro Fabri vi lasciamo alla prossima partita, seguiteci sempre numerosi.